Seconda corsa dall'Arcoveggio, un confronto per 3 anni. Poco esperti, non vincitori di 1.500 euro in carriera. Corsa molto incerta. L'autostart che inizia a muoversi, all'1 Gammon C, 2 Galileo OP, 3 Grantor Jet, 4 Gigante, 5 Green dei Greppi. In seconda fila 7 Gwendabro, 8 Jovelor, 9 Golden Rose SP, 11 Gaia Gad. 2,75 Gigante, 3 Grantor Jet, 5,50 Galileo P, 4,25 Golden Rose SP. Allenamento che si completa lungo la curva di sinistra, l'autostart entra in dirittura e si parte con la velocità da parte di Gigante che prova a scavalcare Grantor Jet, ha sbagliato Gammon C, sbaglia Golden Rose SP, all'esterno Green dei Greppi, dalla seconda fila abbastanza veloce Gaia Gad che però si trova allo scoperto. Intanto Gigante ha preso la testa con decisione e completa i primi 200 metri di corsa in 15,5. Avanza all'esterno Gaia Gad che prova a portarsi sulla testa della corsa, la puntata in avanti da parte di Matteo Legnani che impegna Gigante. Due che lottano, Gaia Gad cerca di farsi posto per mettersi in seconda posizione alla corda e ci riesce davanti a Grantor Jet che diventa così terzo, poi Green dei Greppi con all'esterno Jovelor. 600 metri in 48,2 da parte di Gigante che continua a guidare il gruppo, all'esterno sposta Grantor Jet. In corda rimane Gaia Gad che precede Green dei Greppi, seconda pariglia per Jovelor, alla retroguardia rimane Gwendabro. 800 metri in 1,39 per il leader che continua a passo costante verso il chilometro. Grantor Jet sbaglia, rimane seconda in corda Gaia Gad che precede Green dei Greppi. 3, allo scoperto Jet, sempre Jovelor, dall'ultima posizione prova a muovere Gwendabro. Dopo un chilometro in 1,19,2 il leader prova ad allungare, fa una frazione in 15,3, 1,34,5 in 1.200, Gigante si stacca dalla compagnia, Gaia Gad rimane in seconda posizione, protesa in terza corsia Gwendabro che cerca di guadagnare posizioni, in corda c'è ancora Green dei Greppi quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo e Gigante ha preso non meno di 4 lunghezze di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Gigante nel finale saluta la compagnia e viene a vincere, produce un bello spunto finale Gwendabro che porta a casa il secondo posto al terzo Green dei Greppi. 31 ad arrivare, 1,18 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Gigante. Vincenzo Mango che guida e allena per i colori di Luca Gambassi. Successo per il figlio di Re Italiano UR in percorso d'avanguardia. Quota intorno al 2 contro 1 in chiusura per uno dei favoriti della corsa, Gigante, che conferma i progressi delle ultime uscite. Vince nei confronti di Gwendabro e Green dei Greppi.